Il tetto ridotto a uno scheletro, danni ingenti in tutta la casa fino al piano terra, ancora completamente allagato, e poi un forte odore di bruciato che rimarrà per giorni. Ecco come si presenta la villetta a 3 piani al civico 216 di Strada del Friuli il giorno dopo l'incendio che l'ha devastata. I vigili del fuoco, che ieri hanno lavorato oltre 5 ore per domare le fiamme, stanno indagando per accertare l'origine del rogo sprigionatosi dalla catasta di legna ammassata sul terrazzamento proprio accanto alla casa, come ci racconta Alessandro Gotti, inquilino dell'appartamento al piano terra. Sento rumori, esco in giardino, qua sopra, qua questa catasta di legni bruciava. E subito si è propagato al tetto, la gente aveva già chiamato i pompieri, da là è partito il disastro. Quando prende fuoco un tetto non si ferma più. Se dunque non ci sono dubbi sul punto di innesco, resta ancora da chiarire se l'incendio abbia avuto origine dolosa o accidentale. Pesanti danni alla struttura, che al momento non è agibile ai piani alti dove vivono i proprietari. L'inquilino ha avuto invece il via libera per iniziare a mettere a posto, ma le condizioni del locale appaiono tutt'altro che abitabili. E sono stati ore e ore e ore per là, hanno distrutto tutto. Adesso sono qua stamattina che al mio l'hanno dato agibile questo qua sotto, però se l'acqua alta intorno tutto distrutto, devo ripararlo. Sono in affitto. Sta bene infine il vigile del fuoco che ieri nelle complesse operazioni di spegnimento aveva accusato un malore. Reidratato, ha potuto continuare il lavoro insieme a colleghi.